ha luogo la cerimonia di giuramento del personale allievo vigile del fuoco in prova dell'89esimo corso. Sul piazzale d'onore delle scuole centrali antincendi sono schierati la banda musicale del Corpo Nazionale ed una sezione di allievi vigili del fuoco in prova dell'89esimo corso, mentre in collegamento audio-video dai poli didattici territoriali si possono vedere sul maxi schermo gli altri colleghi. Fa ingresso la bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sezioni attenti. Onori alla bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sezioni riposo. La banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene formalmente istituita nel 1995, ma già prima di quella data operava proficuamente attraverso la partecipazione di un nucleo originario che ereditava, tra l'altro, anche l'esperienza maturata dalle fanfare dei corpi provinciali dei civici pompieri. La banda risulta attualmente composta dal maestro direttore e da 44 orchestrali permanenti. L'alto livello artistico da essi raggiunti negli ultimi anni contribuisce a diffondere una positiva immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che rappresentano degnamente sia in celebri teatri che in importanti piazze italiane, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche, sfilate e concerti, dove la banda riscuote unanime apprezzamento dalla critica ed un grande successo di pubblico. Il suo repertorio comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea. L'elevato profilo musicale delle interpretazioni ed il notevole spessore dei programmi proposti qualificano la banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra le migliori bande a livello nazionale ed internazionale. La banda è diretta dal maestro direttore Donato Di Martile.
Fra pochi minuti avrà inizio la cerimonia di giuramento dell'89esimo corso Vigili del Fuoco. Il corso ha avuto svolgimento in un arco temporale di circa 8 mesi, di cui 3 in formazione a distanza a seguito dell'emergenza Covid-19, mentre i restanti 5 mesi sono stati suddivisi in una prima parte di 4 mesi di formazione di base e in un successivo periodo di un ulteriore mese di applicazione pratica svolta presso i comandi provinciali di residenza o per perfezionare l'acquisizione delle patenti UF. Gli allievi sono stati assunti presso queste scuole centrali antincendi il 24 agosto 2020 e sono stati avviati all'attività formativa presso 12 poli didattici territoriali. Successivamente, presso queste scuole e presso i poli, hanno proseguito l'attività formativa e sostenuto gli esami di abilitazione per il conseguimento dell'idoneità operativa, utilizzando le attrezzature e gli impianti di questa struttura e della Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti, nonché gli impianti sportivi dell'Ufficio per la Formazione Motoria Professionale. Il corso è stato rivolto a 485 unità operative, di cui 13 donne, che oggi presteranno giuramento alla presenza della massima carica del Ministero dell'Interno, collegata in videoconferenza. Il corso di formazione professionale per allievi vigili del fuoco è caratterizzato da elevate difficoltà, per le quali è sempre necessario che gli stessi assicurino un costante impegno e la massima concentrazione, fondamentali per il corretto svolgimento del servizio anche nelle future sedi di assegnazione. All'esito degli esami, nel presente corso sono state ottenute le seguenti abilitazioni: 218 patenti di seconda categoria, 78 patenti di terza categoria e 29 abilitazioni alla guida di terreno non preparato. Tutto il personale è stato altresì abilitato ad intervenire con tecniche di soccorso di derivazione speleo-alpino-fluviale ed ha acquisito anche la formazione generale sulle attrezzature di soccorso e sui dispositivi di protezione individuale in uso alle squadre di intervento. Nel corso, di grande importanza, è stata la trattazione degli argomenti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Proprio quest'ultimo è stato l'elemento di continuità per tutta la durata del corso. Gli allievi infatti si sono potuti giovare di procedure di addestramento sia alle scale all'italiana sia a quelle a ganci che vengono oggi adottate uniformemente su tutto il territorio nazionale. In questa circostanza si vuole sottolineare come negli ultimi anni le novità introdotte nell'addestramento alle scale siano state fondamentali per garantire la sicurezza dei corsisti nella fase iniziale della formazione e per consentire loro di arrivare all'obiettivo finale
limitando al massimo il rischio di infortuni. Alla prima fase del corso, incentrata su materie teoriche tramite formazione a distanza, si sono succeduti gli addestramenti pratici, che completano la formazione del vigile del fuoco. Durante questi addestramenti, gli allievi hanno potuto conoscere ed apprendere l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate nello svolgimento del soccorso, missione istituzionale primaria del Corpo Nazionale. La direzione del corso, con la collaborazione dell'intero staff didattico, costituito dagli istruttori professionali delle scuole centrali antincendi, della scuola per la formazione operativa e dei poli didattici territoriali, unitamente agli istruttori igienici e natatori dell'ufficio per la formazione motoria professionale, ha profuso un grande impegno per l'effettuazione di tutte le attività previste, anche in considerazione della grande mole di lavoro da svolgere nel rispetto delle procedure per il contenimento epidemiologico. Momento significativo è stato rappresentato dallo svolgimento delle verifiche didattiche al termine dell'attività addestrativa alle scale italiane e a ganci, che hanno impegnato gli allievi durante i primi mesi del corso di formazione. Al termine delle attività teorico-pratiche, gli allievi hanno sostenuto gli esami finali. La prova scritta finale ha verificato che tutti gli allievi abbiano raggiunto un livello soddisfacente delle conoscenze acquisite durante il corso. I corsisti, al termine delle verifiche finali, sono stati avviati al successivo periodo con la qualifica di vigile del fuoco in prova, effettuando attività di affiancamento ai reparti operativi dei rispettivi comandi provinciali di assegnazione, allo scopo di approfondire le conoscenze acquisite durante il corso di formazione. Nell'ultimo periodo, dunque, i vigili del fuoco in prova hanno potuto svolgere un'attività più vicina a quella che fin da domani li attende presso le sedi di assegnazione, effettuando simulazioni operative su svariate applicazioni e scenari, riguardanti ambienti civili e naturali, quali incendi, crolli, dissesti, recuperi, allagamenti, soccorsi a persone, ascensori bloccati, attendendo anche alla partecipazione per la redazione dei rapporti di intervento e degli atti della qualifica di competenza. Sono presenti alla cerimonia 11 unità del personale direttivo sanitario partecipante al primo corso di formazione per vice direttori sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ha ora inizio la cerimonia di giuramento dell'89esimo corso Vigili del Fuoco. Sezione a posto, sezioni attenti. Fa ingresso il sottosegretario di Stato all'Interno, onorevole Carlo Sipilia, che passa in rassegna ai reparti, accompagnato dal capo dipartimento prefetto Laura Lega, dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Fabio Dattilo, e dal comandante delle scuole centrali antincendi, ingegner Mauro Caciolai. Onori al sottosegretario di Stato, onorevole Carlo Sipilia. Bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, banda musicale del Corpo Nazionale, una sezione di allievi Vigili del Fuoco dell'89esimo corso in rappresentanza dei 12 poli didattici territoriali collegati in videoconferenza, proprio per la rassegna.
Sezioni, riposo. A causa dell'emergenza Covid-19, la tradizionale cerimonia di giuramento di fine corso ha subito importanti modifiche che prevedono lo svolgimento a distanza, in modalità sincrona, mediante la presenza presso queste scuole unicamente del Polo Didattico del Lazio, composto da 45 unità. In collegamento audio-video dai poli didattici territoriali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia-Trapani, Sicilia-Catania e Sardegna, sono schierati gli altri 440 allievi per un totale di 485 unità, di cui 13 donne. Prende la parola il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Fabio Dattilo. Sezioni, attenti. Comandante, via riposo. Sezioni, riposo. Signor Ministro che ci segue virtualmente dal Viminale, signor Sottosegretario, autorità, colleghi, benvenute e benvenuti in presenza o in modo virtuale qui alle scuole centrali antincendi che tra poco più di un mese compiranno 80 anni, senza peraltro dimostrarli. A voi tutti, cari allievi dell'89° corso, presenti in numero ristretto fisicamente, ed in gran parte da remoto, e alle vostre famiglie che fin qui vi hanno sostenuto, rivolgo il mio più affettuoso saluto. Ancora una volta l'emergenza epidemiologica ci costringe a questa modalità di incontro, con un collegamento audio-video con le nostre 12 strutture territoriali. Ancora una volta, purtroppo, un percorso così significativo è stato segnato da questo evento senza precedenti. Ma come sempre l'immagine è emblematica, il pericolo sullo sfondo, i vigili schierati comunque. Cari giovani colleghi, ricordate sempre che il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. Ed ecco oggi il vostro coraggio è premiato. Qui giurate con indosso la divisa da vigili del fuoco e giurate fedeltà al nostro grande paese. Oggi entrate a far parte di un corpo che il rapporto di Eurispes colloca sul gradino più alto del podio, con l'87,7% dei consensi, definendoci eroi speciali con un lavoro che consiste quasi esclusivamente a salvare vite. Una missione nobile che ha attraversato tante sfide con lo sguardo sempre teso al futuro, e perciò qui, nel luogo simbolo della formazione, della crescita, della progettualità, mi piace pensare con voi, che rappresentate il presente e il domani del corpo, a quelle idee che, nonostante le difficoltà di un momento storico così complicato, hanno preso forma per diventare iniziative concrete. Siamo riusciti, infatti, tutti insieme a polarizzare l'attenzione del Parlamento non solo per conquistare risorse per l'incremento degli organici, ma anche per gli investimenti su caserme e sedi di servizio. Le prospettive future, anche grazie alle basi poste dal recente tratto normativo del PNRR, sono già alle porte. Avendo il Governo, ad esempio, fatto proprio il nostro progetto di elettrificazione dei mezzi dei Vigili del Fuoco, incoraggiando anche un nuovo modo di immaginare la scuola di noi pompieri. Sì, perché fare il Vigile del Fuoco, per fare il Vigile del Fuoco c'è bisogno di nuove modalità di reclutamento, di vigili giovani, di moduli che garantiscano anche la somministrazione di abilità manuali. E ancora, in un'ottica non di retroguardia, dobbiamo avanzare verso ulteriori tangibili segnali di sostegno al personale. Penso ai cosiddetti 6 scatti, ma anche all'edilizia residenziale agevolata che attenuerebbe senz'altro i disagi, offrendo nuove opportunità anche a livello familiare dopo la destinazione presso le strutture territoriali di assegnazione. Inoltre, abbiamo bisogno di una componente medica specializzata per i rischi specifici che caratterizzano la nostra attività, e in questa direzione vanno le nostre ultime assunzioni. A questo bisogna puntare anche con il reclutamento di infermieri,
da calendarizzare tra le priorità, così da poter al più presto contare su un settore medico robusto, pronto a gestire le peculiari problematiche di tutela della salute dei nostri lavoratori come quelle del Covid. Bisogna correre perché il mondo corre veloce. Infatti sono cresciute le tecniche antincendi per il soccorso e per essere al passo con le moderne tecnologie. E i pompieri in questo sono molto curiosi e molto bravi. Care ragazzi e cari ragazzi, siete stati selezionati per un mestiere unico nel quale in ogni giorno di servizio si tocca con mano il valore del giuramento che state per pronunciare. Perciò questa formula non sia solo un insieme di parole, ma diventi la spinta che costantemente sostiene il vostro leale impegno verso la collettività e le istituzioni. L'onestà e la rettitudine siano la cifra del vostro lavoro quotidiano. Non mi viene in mente un modo migliore per onorare la memoria di quei colleghi che ci hanno lasciato, mentre operavano per il bene comune. La memoria anche delle tante vittime dei disastri in cui siamo stati chiamati a intervenire. Per ultimo, quelle di Stresa. Per tutti loro chiedo un attimo di raccoglimento. Carissimi, la vostra divisa possa costituire il cemento dei vostri legami, il collante dei valori che contraddistinguono il vigile del fuoco, il simbolo dello spirito di squadra, della professionalità, della compassione nei riguardi della gente a cui porterete il vostro soccorso. A voi tutti il mio personale augurio di diventare protagonisti di una vincente storia individuale, ma soprattutto elementi preziosi della gloriosa storia del Corpo Nazionale. Viva l'Italia e viva i Vigili del Fuoco! Prende la parola il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prefetto Laura Lega. Posso? Sezioni attenti. Comandante dia riposo, grazie. Sezioni riposo. Grazie signor Ministro per la sua presenza in streaming oggi alla cerimonia del giuramento dell'89esimo corso degli allievi dei Vigili del Fuoco. Saluto il Sottosegretario di Stato Sibiglia, tutte le autorità presenti, i colleghi e soprattutto gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tutti gli intervenuti che ci seguono in collegamento. Rivolgo a tutti il mio benvenuto in questa scuola, si ricordava poco fa, tra poco compirà 80 anni, perché dal 41, che è un importante punto, un polo di riferimento per la formazione, svolge un delicato compito di formare gli allievi a quello che è la capacità di affrontare le sfide che si troveranno di fronte nell'esercizio della professione. Saluto il comandante di questo prestigioso istituto, i docenti, tutto il quadro permanente. Grazie per il vostro impegno quotidiano nella formazione. La vostra, fatemela dire, è una funzione strategica, oggi più che mai, che non si esaurisce nell'insegnare il difficile mestiere del vigile del fuoco sotto il profilo tecnico, ma ha il dovere di tramandare quello che è il sistema valoriale del Corpo Nazionale, che è fatto di coraggio, di professionalità, soprattutto di dedizione al servizio. E desidero oggi in particolare richiamare l'attenzione sull'assoluta necessità che qui si insegni, oltre l'esercizio professionale del coraggio e della disponibilità verso l'altro, verso soprattutto chi è in difficoltà, in momenti di pericolo. Lo ricordavamo anche purtroppo nella tragedia di domenica di Stresa. Si insegni e si apprenda l'esercizio della responsabilità. Essere vigile del fuoco significa entrare nella grande famiglia dello Stato, del Ministero dell'Interno ed assumere l'impegno di onorare la pubblica funzione ed assolvere questo compito con disciplina ed onore. Siamo noi i primi a dover rispettare la legge e a dare il buon esempio. E chi non tradisce la legge, chi tradisce la nostra Costituzione, chi non rispetta le leggi non è degno di indossare la divisa. Cari allievi, avete scelto una professione, la più amata dagli italiani, lo ricordavamo, siamo ai vertici della fiducia dei nostri concittadini. Una professione di altissimo profilo morale. Avete scelto di darvi per il bene della collettività che avete il compito di tutelare specie nelle situazioni di maggiore pericolo.
Lo dovete fare con coraggio, con onestà, a testa alta e con rigore. L'amministrazione guarda al futuro con grande determinazione e punta a rafforzare la capacità di soccorso pubblico e di difesa civile. 3 i punti essenziali su cui il Dipartimento si sta muovendo: uomini, mezzi, sedi, un importante piano assunzionale, uno straordinario orizzonte di ammodernamento dei mezzi, non solo dei mezzi, penso a tutto ciò che riguarderà i mezzi elettrici, per i quali la sfida del PNRR potrà dare slancio alla nostra amministrazione, penso alla digitalizzazione, poi un piano strategico anche per le sedi. Ecco, voi siete parte di questa sfida, siete parte del futuro di questa amministrazione, del Corpo Nazionale, ed è per questo che con il vostro giuramento assumete un impegno personale che vi legherà ai principi fondamentali della Repubblica e a queste sfide, che dovrete accompagnare con il vostro impegno quotidiano, anche garantendo in maniera incessante un'applicazione sulle nuove tecnologie, sui nuovi scenari che il Corpo sta abbracciando. Avete avuto l'onore e il privilegio di essere selezionati per entrare nel Corpo Nazionale, a voi oggi il dovere di servire con coraggio e con professionalità. Desidero, e chiudo davvero, però rivolgere un pensiero speciale ai nostri caduti, che non sono mancati purtroppo nei teatri di intervento, ma anche per il Covid che ci ha portato via tanti vigili del fuoco, e mi unisco ovviamente alle loro famiglie in questo momento. E ringrazio poi il capo del corpo, l'ingegner Fabio Dattilo, per l'instancabile impegno, l'alta professionalità, la competenza, e desidero farlo oggi in misura particolare perché oggi è il suo ultimo giuramento come capo del corpo, e poi questa grande famiglia sarà sempre con noi quando lo si desidera. Aggiungo un desiderio anche di salutare il collega prefetto Darco Pellos, direttore centrale risorse umane, che da domani assumerà le funzioni di prefetto di Ancona. Grazie per la tua preziosissima collaborazione, le altissime doti professionali e le pregevoli doti umane. Saluti familiari e parenti di tutti i neovigili del fuoco. Siate accanto a loro con affetto, con la stima che meritano, sorreggendoli in tutti i momenti. Costruiamo insieme il futuro di questo grande corpo, sempre al servizio della comunità. Grazie. Prende la parola il Ministro dell'Interno, prefetto Luciana Lamorgese, che presenzia in videoconferenza. Se a posto, sezioni attenti. Buongiorno a tutti, allievi e allieve dell'89esimo corso. Il permanere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le esigenze di distanziamento e prevenzione ci impongono di celebrare il momento altamente significativo del vostro giuramento con modalità organizzative speciali. Anche l'anno scorso ricordo che è stato un anno particolare e abbiamo utilizzato questo stesso sistema, che non toglie nulla alla cerimonia e alla solennità di questo momento. È un momento importante perché segna l'ingresso di voi allievi nella grande famiglia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ciascuno di voi avrà intrapreso questa strada con motivazioni personali diverse, ma tutte accomunate da un desiderio condiviso di servizio per il prossimo. Siete coscienti e il percorso di formazione che avete seguito in questi mesi avrà certamente rafforzato questa consapevolezza, che i compiti che vi attendono presuppongono il possesso di un ampio bagaglio di doti, di competenza, professionalità, padronanza tecnica, ma anche di coraggio, abnegazione, umanità, empatia. Da moltissimi anni i Vigili del Fuoco rappresentano ormai un'istituzione, forse una delle più amate e ben volute dalla gente,
e non è difficile comprendere i motivi di questo gradimento. La relazione tra il Vigile del Fuoco e il comune cittadino si stabilisce il più delle volte in una situazione di difficoltà, di pericolo, e in un momento di minorata capacità di agire o di difendere se stessi o i propri beni rispetto ad una condizione imprevista, eccezionale e a volte davvero soverchiante. Il legame emotivo che nasce tra la persona e il soccorritore va al di là della tecnica, della competenza o della professionalità, che pure sono indispensabili per la riuscita dell'intervento, e si sposta su un piano più umano, partecipe e solidale. Come ha ricordato qualche tempo fa il Presidente della Repubblica, attraverso i Vigili del Fuoco, lo Stato mostra un volto amico e attento, pronto nell'intervento, vicino a chi è in difficoltà, accessibile a chi ha bisogno di una corretta informazione. È per questo motivo che le nostre scuole non formano solo degli eccellenti professionisti del soccorso tecnico urgente, della gestione delle emergenze o della prevenzione antincendi, ma costruiscono soprattutto dei servitori del bene pubblico, operatori di solidarietà, capaci anche di grandi slanci di generosità e di aiuto nei confronti di chi è in difficoltà. Non è necessario ricordare tutte le grandi calamità nazionali nelle quali purtroppo, anche in un recente passato, i Vigili del Fuoco hanno dovuto svolgere un ruolo fondamentale di soccorso, assistenza alle popolazioni colpite, pensiamo ai terremoti, alle alluvioni, crolli e incendi. Altrettanto importanti, tuttavia, sono le piccole emergenze, i microinterventi, quel tessuto quotidiano di attività lontane dai riflettori dei media, ma che nutrono il legame fortissimo tra il popolo e la collettività. Anche durante la pandemia, che ha così duramente colpito il nostro Paese, nella sua globalità, e le singole comunità locali, i Vigili del Fuoco hanno saputo confermare queste attitudini di vicinanza alla gente. Il rischio di diffusione del contagio ha imposto nuove prassi operative e nuovi protocolli di intervento a tutela della sanità del pubblico e degli stessi operatori, ma non ha intaccato la capacità e la prontezza di risposta del corpo nei diversi contesti di azione, né la sua attitudine a stabilire relazioni di prossimità con l'utenza. Colgo quindi l'occasione per rinnovare a tutti i Vigili del Fuoco il mio più sentito ringraziamento per il loro impegno generoso e costante, la loro vicinanza ai problemi della gente, l'affidabilità e la lealtà costantemente dimostrata in azione. Cari allievi, care allieve, questo è il corpo del quale oggi entrate a far parte, attraverso un giuramento che non è una formula rituale, ma un impegno solenne di fedeltà e di dedizione al bene pubblico. Sono certa che sarete all'altezza
in ogni occasione dei compiti che vi saranno dati e delle responsabilità assunte nei confronti della collettività. E come Ministro dell'Interno è per me motivo di onore, di privilegio potervi oggi accogliere in questa grande famiglia, in questa amministrazione e garantire il mio impegno affinché possiate continuare la vostra attività con le stesse motivazioni e con un immutato entusiasmo, lo stesso che vi ha spinto ad abbracciare questa strada. Auguri a tutti di buon lavoro e viva i Vigili del Fuoco! Cittadini, riposo. Il direttore centrale per la formazione, ingegner Gaetano Vallefuoco, dà lettura della formula del giuramento. Cittadini, attenti. Bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in posizione per il giuramento. Si presenti la bandiera. Prepararsi al giuramento. Il mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Vigili del Fuoco dell'89° corso, lo giurate voi? Riapri la bandiera. Cittadini, riposo. La bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lascia lo schieramento. Cittadini, attenti. Onori alla bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sezioni, riposo. Il sottosegretario di Stato all'Interno, onorevole Carlo Sibilia, dopo essersi congedato dalle autorità presenti, lascia il luogo della cerimonia. Sezioni, attenti. Sezioni, riposo. Il direttore dello schieramento lascia la cerimonia. Sezioni, attenti.